pomeriggio dal Camp Nou di San Luri per la 14ª giornata del girone A di promozione, anche l'ultima partita del 2023. Si affrontano Gialetto e Tortolì, che sono già al centro del campo agli ordini del direttore di gara, il signor Igor Matteo Tidili da Cagliari, senza guardaline per la mancanza di disponibilità di uomini in una giornata dove scende in campo tutto il calcio regionale sardo. Presentiamo anche le formazioni delle due squadre prima che inizi questa partita. Per i padroni di casa in porta Boassa, difesa composta da Argiolas, Magia, Ruggero, Fois, centrocampo Farciena. Sulla tre quarti non ce la fa Perinozzi, che sarebbe stato titolare, problemi per il riscaldamento, gioca Azzuni con la 20, ai lati Zaidi, Piras, come attaccanti invece Iuni. Dall'altra parte Falconetti tra i pali, in difesa ci sono sicuramente Lotto, Loi, Contu. Bisogna vedere chi si posizionerà invece come terzino, uno tra Loi e Deiana. Tra l'altro Manuele Loi che fa il suo esordio oggi. Poi ci sono Caredda, Serra, Pili con Boi, Loi, Vincis. No, si aspetta soltanto il fischio d'inizio, deve andare Tidi a controllare le due reti prima di poter dare l'inizio a questa partita. Da una parte la Gialetto vuole chiudere l'anno trovando l'8º risultato utile consecutivo dopo un inizio di difficoltà, poi trovato la strada, sta trovando i risultati, è uscito dalla zona playout, vuole rimanerci, vuole anche provare a superare il Tortolì. 2 punti a dividere le due squadre, si aspetta soltanto il fischio, gli ultimi check di Tidili. Si comincia, il primo pallone dal Tortolì in maglia bianca con pantaloncini blu, che prova anche ad andare subito in avanti nella zona di Vincis per l'ex baunese. Un colpo di testa non fortunato in rosso invece la Gialetto, che adesso tocca il suo primo pallone andando a cercare Zaidi, fermato in maniera fallosa, gamba alta. C'è Loi, il ruolo di terzino del Tortolì. Deiani invece largo alto sulla destra. Adesso il possesso è rosso con Magia pronto a battere il calcio di punizione. Resta basso invece Ruggero per un secondo. Vincis però pericoloso in agguato, allora si va a lungo. L'allungata di testa a questa palla da Loi, può intervenire Falconetti con le mani e aspettare che i suoi si sistemino, ripartendo poi dal basso con Roberto Loi. Ci sono due Loi in campo, Emanuele Loi e Roberto Loi. Adesso invece vanno Lotto a controllare il pallone, torna da Loi a sinistra, è già alto Contu. Allora giro palla che passa ancora dal centro. Adesso Vincis di prima, è un buonissimo pallone per Deiana, deve uscire Boassa che ha letto bene la situazione. Ottimo il tocco però di Vincis, attaccante esperto che ha nella sua carriera anni in promozione, che si viene dalla prima categoria. Pallone interessante per Argiolas, che non riesce a tenere la palla in campo. Servito da Azzuni. Proprio Azzuni adesso recupera la palla, regalo del Tortolì. Prova a giocarla per Iuni. L'idea non era male, Iuni non se l'aspettava. È diventato un regalo per Falconetti, un regalo per parte allora. Il nuovo giro palla per gli ospiti con Serra, imbalza male il pallone, può giocare tranquillamente da Lotto. In mezzo ai due centrali adesso il capitano del Tortolì, Loi, alza la testa. Caredda scarica ancora una volta da Serra, senza fretta il Tortolì, che ha pareggiato l'ultima in casa contro il Cus 1-1. Ha perso invece il derby contro l'Idolo 2 giornate fa. Mentre un altro regalo questa volta per Iuni, che vede ben messo Azzuni sul sinistro, Azzuni ancora può andare col sinistro, deviazione, calcio d'angolo. Prima occasione della partita al 3° minuto con Azzuni. E adesso occhio ai saltatori, ovviamente Ruggero. Dalla bandierina andrà Ena.
Arriva il cross di testa, palla allontanata da Pili. Riprende con la rimessa la Gialetto, che prova ad andare direttamente dentro l'area di rigore. C'è sempre Ruggero in mezzo, palla più per magia. Alla fine Ruggero prova a staccare, Caretta prima di lui, poi ancora Lotto del Tortolì, Asuni prova a renderla viva, spazzata da Lotto. Tutto il tempo per sistemarsi il Tortolì, ce l'ha anche la Gialetto che riprende con calma da Boassa. Recuperano tutte le posizioni. Va adesso lungo il portiere della Gialetto nella zona di Eiuni, che è la lunga di testa per la corsa di Zaidi, che poi si può arrivarci. Falconetti in uscita, protetto da lui. Caredda. Va via Caredda, viene incontro Serra, prova almeno a farsi vedere poi. Fondamentale per la produzione offensiva, il 10 del Tortolì, 7 gol in campionato, questa volta però non trovato. Poi Farci subisce fallo, calcio di punizione. Centrocampista importante per tecnico Diego Mariano Ruggero, soprattutto per il lavoro a centrocampo, anche se 4 settimane fa ha deciso la sfida contro l'Arbus. Punizione già battuta, intanto interessante colpetto, non è riuscito a tenerla in campo. Eccolo qua il movimento di Ruggero, che deve recuperare la posizione. Era tutto buono, infatti il gioco per il prezzo dalla rimessa dal fondo. Pili di prima non benissimo, trova Vincis, non c'è fuorigioco, senza veri assistenti ovviamente sarà più difficile per Tidili leggere determinate situazioni di offside. Poi guarda che retropassaggio, già anche le prime proteste quindi agli spalti. Tanto però si riprende con i piedi di Boassa, che va ancora una volta a lungo, sempre nella zona di Eiuni, che prova a metterla giù col petto, in due a fermarlo. Trovato adesso Eiuni coi piedi. Argiolas, inserimento di Asuni, letto da lui, che per un secondo pensa a proteggere l'uscita di Falconetti, alla fine deve mandarla via la palla. L'1-2 tra Boi e Vincis, a destra corre De Jan, il pallone è per lui. Vincis è pronto a entrare in area, occhio perché può andare anche di testa, può arrivare il cross, palla dietro, interessante per Boi la lettura di Ruggero, che poi concede l'out. Tortolì però pericoloso in ripartenza, 7° minuto, ma la sensazione è che questa sia una partita che possa sbloccarsi da un momento all'altro. Non riesce a usare il fisico di Ena per girarsi. Ho detto che prova a uscire fuori, situazione scomoda per Iuni, ne ha 3 praticamente addosso, la tiene in campo. La palla esce adesso, l'ultimo tocco è di Iuni, che si è ritrovata addosso, non è ancora a terra. Lui allora, che batte la rimessa all'indietro, dove Lotto può impostare. Ha tutto il tempo per farlo. Lui per la corsa di Pili, palla troppo lunga, c'era Foyce in copertura, torna oggi a giocare Foyce dopo l'infortunio che si è procurato proprio qui contro l'Arbus. Ancora di testa Eliuni, sta prendendo quasi tutte lui. Poi il Tortolì è riuscito a difendersi, alla fine anche la rimessa. Per incontro Pili, scelta più avanti per Vincis, finisce giù però non c'è stato fallo. Poi col petto di prima trova Contu, che deve stare fermo, ha avuto il tempo per controllare, prova ad andare via adesso Contu, ancora Contu va sul sinistro in area, Contu mette un cross interessante per la testa di Vincis, che trova l'1-0. Ecco il primo gol con la nuova maglia Antonio Vincis, ed è 1-0 al 9° minuto di gioco.
ottimo il tuffo di Vincis, la fame dell'attaccante, però c'è un buon 70% di gol da dare a Contu, che quasi da centrocampo è partito, 2 dribbling, è entrato in area e poi ha messo un pallone perfetto. Ma come detto prima, la partita dava l'idea di poter essere sbloccata da un momento all'altro, si è sbloccata. Allora speriamo veramente nello spettacolo oggi. Intanto Geto che già può provare a rispondere con una rimessa alla zona avanzata, vediamo se c'è l'idea di metterla subito in mezzo, forse no questa volta. Si va verso gli uni, alla fine arriva anche Farci, palla ancora giocabile, Farci forse in fuorigioco, calcia anche col piattone, palla sarebbe uscita fuori, c'è comunque il fuorigioco. Gioca corto Falconetti, si passa da Loi, ancora 2 centrali, sarebbe Loi a destra, Emanuele Loi, si torna invece dall'altro Loi Roberto, con Contu che è sempre alto, era difficile trovarlo con un pallone raso terra, il lancio è per Boi, la lettura di Argiolas, ancora Tortoli, ancora Argiolas, poi Farci allontana e Iuni è in fuorigioco, lo sa, allora lascia scorrere, viene poi fischiato, non so bene che cosa, devo dire la verità, forse un fallo visto da Tidili, perché non ha fischiato fuori gioco, anche perché non avrebbe avuto senso. Punizione per la Gialetto, forse visto un fallo, vantaggio che non si è concretizzato poi con il lancio di Farci. Margiolas, buono il controllo, alla fine è sfortunato, no, perché Tidili lascia il possesso rosso, forse l'ultimo tocco era proprio di Argiolas, poi protesta, deve pensare però a posizionarsi perché la Gialetto già va a occupare l'area di rigore. Arriva adesso il pallone di testa Caredda, poi Zaidi, alla fine allontana Contu, prova a inseguire Vincis, fermato, si è messo in mezzo Piras, allora nuovo lancio, prova a controllare in qualche modo, ancora una volta Ruggero, secondo inserimento più da attaccante che da difensore, di testa Vincis adesso, non può arrivare lui, il pallone è uscito. Piras vicino lungo linea, poi sceglie di andare più lungo verso gli uni per Zaidi, posizione regolare, Zaidi in 2 su di lui, soprattutto l'8, Zaidi riesce a scaricare, allora continua a impostare la Gialetto con Fois, poi Ena ottiene soltanto la rimessa. Non riesce a spizzarla a Farci. Lancio e non va per Vincis, tentato da Caredda. Palla che scorre verso Zaidi, che prova a difenderla, non può nulla sul raddoppio. Lotto, pressato proprio da Zaidi, si gira Lotto, concede una nuova rimessa. Pronto ad andare lungo Fois, tentativo di Ena murato prima che il tiro potesse diventare in qualche modo pericoloso. Vincis non riesce a girarsi, toccato il pallone, allora sceglie di accontentarsi di una nuova rimessa. L'alza proprio per Vincis, riesce a girare di prima, Pili dà una mano per cercare Deiana, può uscire Boassa, c'è anche il fallo nel 22 del Tortolì. Bravo Ruggero a sbarrare la strada,
Bossa va comunque abbastanza in anticipo, ha preso questo pallone. Pronto ad andare lungo Boassa. Solito lancio verso Iuni, che però passa, allora Zaidi può essere pericoloso, non può fare invece nulla nel duello aereo con Loi, che comunque la nuova rimessa per i buoni di casa, già battuta. Zaidi ancora lo scarico, cross di testa, Lotto, poi Pili, oggi davvero proprio centrocampista. Caredda prova già a partire sulla sinistra, Contu, Vincis prova a allungarla per la corsa di Boi, è venuto più al centro adesso, attenta la Gialetto che poi però non può niente, un lancio un po' velleitario quello di Arciolas, quando invece ha voluto alzare la testa, pensare un attimo di più. Loi carica verso Falconetti, che vede tutto il campo, può decidere a chi affidarsi, vuole andare lungo, palla invece è buona per Pili che può anche girarsi, ha bisogno di aiuto, cerca invece subito un ottimo pallone per Boi, Boi col petto, l'arrivo, il recupero di Fois, decisivo Fois, perché Boi avrebbe voluto calciare con tutto lo specchio a disposizione. Se rimane 1-0 invece, sempre comunque per il Tortolì. Vincis, la serra a Boi che cerca poi ancora forse la corsa proprio di Vincis, che commette fallo nella pressione a Magia, troppo vistoso il disturbo con le braccia. 1-2 tra Ena e Ruggero, ancora Ruggero. Cerca il pallone per Iuni che è in fuorigioco secondo tiri, questa volta qualche dubbio c'è. Era un ottimo lancio, un ottimo movimento. Secondo tiri però, posizione irregolare dell'attaccante della Gialetto. Porta palla a Loi. Già in avanti Conti, lancia da quella parte, Contu prova ad andare di testa, vince con un pizzico di fortuna su Argiolas, poi Pili, cerca Vincis, Ruggero che riesce a trovare Farci, che alla fine ottiene la rimessa, bello il 5 con Pili, quello fisico 3-2, anche una battuta probabilmente 3-2. Lungo linea Zuni per Iuni, difficile andare vicini adesso perché è alta la pressione del Tortolì, l'idea proprio per uno tra Zuni e Farci alla fine, palla recuperata invece dal Tortolì. Lotto cerca la corsa di Deiana, Fois mette il piede, poi Vincis cerca direttamente la porta, il palo clamoroso, un palo clamoroso per Vincis, che tiro, ha visto Boassa fuori. Soltanto la fortuna ha salvato la Gialetto questa volta. Vicino allo 0-2 il Tortolì, vicino alla doppietta Vincis. Adesso Ena cerca Iuni, si fa valere Loi, la rimessa è ancora rossa. Voi che ci seguite in diretta potete anche tornare indietro un secondo alla diretta per rivedere il tiro. Palo clamoroso, ottima la coordinazione, tra l'altro palo anche interno, neanche esterno. Adesso però Gialetto che fa arrivare i saltatori per andare direttamente dentro l'area. 19esimo minuto, arriva adesso il pallone, Farci di testa, suo l'ultimo tocco, sì, e quindi pallone affidato a Falconetti, già lì vicino lui.
potrà comunque essere contento finora a Salerno, perché la sua squadra ha già costruito più occasioni interessanti, tanti movimenti. Qui invece Velo che favorisce Caredda, sbaglia la misura del lancio, ben posizionato Foyce, poi Zaidi prova a lanciarsi in avanti, ottiene la punizione, quindi tocco di mano di lui. Vediamo se la prende Boassa a prendere lungo, sembrerebbe di no. Si riparte da Magia, attenzione a dar Giolas a destra, si fa invece sempre lungo la linea, Yui di testa, Zaidi, quando erano contro uno con l'8, Zaidi ancora va sul sinistro, entra in area, palla per Asuni che forse voleva andare col tacco, non è riuscito però a impattare la palla, si rimane in area, di testa a Serra, Farci alza il campanile, lotta nuova con Pili, che questa volta forse con un pizzico di astuzia finisce giù. Pili li fischia e può respirare il Tortolì. Al centro Vincis, in mezzo ai due centrali, Ruggero e Magia. Vediamo chi ha più il comune di andare, Magia più su Vincis. Pallone proprio in quella zona, c'è anche Pili lì, di testa e Foyce, che vince su tutti, ma comunque conquistato mettere il Tortolì per provare ad essere nuovamente pericoloso, per provare ad andare sul 2-0. Con le mani lui, lì vicino Serra, dietro Caredda, con gli uni però a disturbarlo. Scelto Deiana che va a scappare in una gabbia, Deiana alla fine contrastato dal solito Foyce. Resta lì Tortolì. Si muove di nuovo Deiana, anche Caredda, tante maglie rosse però a disturbare adesso, palla per Vinci venuto incontro, fermato poi da Zaidi, più da terzino che esterno alto, Foyce con un pizzico di paura, spazza via. Terza rimessa laterale per il Tortolì, più lontano questa volta, Caredda, non perfettamente, nuovo duello Farci-Pili. La meglio Farci, prova a venire fuori poi con Piras, la Gialetto, Asuni con l'esterno, più lezioso che efficiente, allora Tortolì con Boy, prova a arrivare Pili, Foyce ancora a chiudere, uscita protetta quella di Falconetti, forse un attimo indeciso, ma poi ha rimandato dalla prima metà campo la Gialetto, che però questa volta è il possesso. Subito palla verso gli uni, con la testa girarla per Zaidi, testa prima invece lui, Caredda, prova a tenerla giù in mezzo a due, guadagna la rimessa laterale. Si gioca tantissimo su quella fascia, mentre c'è un giallo, monito probabilmente Eliuni. Forse qualche parola di troppo al direttore di gara. Non rischia lui, che torna da Falconetti di prima a lungo. Ruggero la mette anche giù, Farci non trova Piras e allora la riallontana lui. Pili, Farci prima di Boy, Conto perde il pallone, prova a scappare via, allora Asuni, c'è già Serra su di lui e Yuni in area, Asuni ha bisogno di una mano, la fa passare per Farci, Pili nel duello tutto a campo tra questi due, stavolta il 5 ad arrivare prima, concede comunque l'angolo. Arriva il cross di Ena, colpo di testa che arriva, salvataggio Falconetti e poi si salva il Tortolì, è stato lui ad allontanare
Tocca capire che è successo sul primo tentativo. Ma Gialetto che ancora il pallone, vicina al pareggio. Conto adesso, allontana, c'è Deiana che può provare a controllarla. Zaidi alla fine scarica da Boas, già a sinistra, Fois. Migliore occasione della partita, questa per la Gialetto, poi Ruggero a occupare la posizione di esterno largo a sinistra, torna alla sua posizione originaria, mentre Zaidi è tornato a sinistra. C'è stato anche fallo ai danni di Caredda. Di prima Serra, Boi può anche girarsi, si allunga forse un po' troppo, riesce a giocare per Contu. Attenzione a Contu che sceglie il pallone più teso questa volta, non può metterci la testa Vincis, ma quando arriva lì Contu sono dolori per la Gialetto. Ancora si rimprovera Contu, che avrebbe potuto forse giocarla meglio quella palla, forse anche pensare al tiro, se magari è stato proprio un tiro per la forza che ha messo. Non si fida a giocare corto Fois, lungo, palla che non arriva fino a Zaidi. Arriva sì, anzi, però pallone che è già uscito. Vincis con la testa. Fois poi. Pili finisce giù. Segnalazione l'assistente del Tortolì, lascia giocare TD perché è tutto buono. E Iuni 1 contro 1 con Lotto, arriva il raddoppio. Iuni adesso la mette in mezzo, allontana Roberto lui. Col petto di Iuni, finisce giù, vorrebbe il fallo, si gioca Fargi, cerca il sinistro. Lo mura invece Serra, ancora Gialetto che si accontenta con Pilas della rimessa. Proprio Pilas solo, mette giù il pallone, adesso Loi lo attacca, la palla rimane in campo e colpisce la bandierina. Si resta comunque nella metà campo, difesa dal Tortolì. Il gioco fermo per fallo, punizione per la Gialetto, nuova chance per metterla in mezzo. Già Ruggero scatta, sperava in un nuovo lancio come quello che a inizio partita aveva colto impreparato la difesa del Tortolì. Si può andare, arriva ora il cross, alla toccata da Caredda, nuova rimessa a Gialetto. Arriva il pallone, forse una trattenuta di troppo di Pili su Magia. Tidi l'ha lasciato giocare in mezzo a tre. Vincis prova a allungare questo pallone, Deiana non può tenerlo in campo. Con la testa se la allunga Zaidi, se la allunga fuori. Pili, cambio fallo forse, è proprio cambio fallo, non proprio il massimo, già in promozione. E Iuni adesso però già sta giocando, prova a evitare che il pallone vada sul fondo, non ci è riuscito. Nuova rimessa al fondo per il Tortolì. Vediamo se sceglie di andare corto Falconetti, sì.
Caredda viene incontro i due centrali, Lotto pressa alto da Gialette, quasi Iuni recupera palla, alla fine Lotto sceglie di non rischiare più e lo allunga. Palla rimessa in avanti, la insegue Zaidi che è assolutamente in posizione regolare. Su di lui lo sfida tra 2004 e 2005, vinta dal 2004 della Gialetto, praticamente un calcio d'angolo solo da battere con le mani. La Argelas che ha cambiato fascia per andare lui, non cercare il cuore dell'area. Arriva adesso Magia, c'è già Ruggero. 3 gol per Ruggero in questo campionato, miglior marcatore insieme a Iuni, questo la dice lunga. Arriva il pallone, Ruggero proprio in zona, puoi farci, ma è trattenuta e allora arriva il pari con Iuni e invece no, perché è fuori gioco. Ancora una volta un passo sulle palle inattive dal pareggio la Gialetto, male Falconetti, fortunato però. Resta avanti il Tortolì 1-0. Quando siamo alla mezz'ora di gioco, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Zaidi si ferma, poi riesce a trovare un compagno, commette anche fallo alla fine. Verso il centro del campo Lotto, forse deve cambiare per Contu. Vinci è venuto incontro, Boi, Deiana mette giù, arriva la pressione, anche il cross però, dove c'è Pili, di testa Pili, che ha commesso fallo, spinto l'avversario, veramente ha un colpo alla schiena. Questa volta si è inserito da attaccante Pili, 20 gol l'anno scorso in promozione con l'Idolo, che ha sfiorato la promozione in eccellenza dovuta a rendere al Barisardo. Tanto però Azzoni, Zaidi deve inseguire questo pallone, il vento non ha dato una mano, Azzoni viene incontro adesso, poi non si capiscono Zaidi e Azzoni, è un pallone regalato al Tortolì. Boi, già Corradina dall'altra parte, Boi prova ad andare via da solo adesso, c'è Deiana adesso tutto solo, l'idea è per lui, male però, e Fois ancora una volta ben posizionato, chiude, poi il lancio, attenzione per Azzurri, fuori gioco. Questa volta sembrava invece più netta la posizione irregolare del centrocampista della Gialetto. Falconetti cerca il cambio per Contu, che può soltanto guardare questo pallone, sorvolarlo, troppo alta anche solo per pensare a saltare. Farci ben trovato da Argiolas, controllo in difficoltà, poi però si prende la rimessa, che vuol dire nuova occasione dentro l'area di rigore. Sempre Argiolas pronto a metterla in mezzo, prima ha sfiorato il gol da Gialetto, viene incontro Azzuni, Argiolas ha già detto che la decisione è dentro l'area, arriva il cross, allontanato per un momento, poi Zaidi può pensare al tiro, ci prova, alla larga di 2 metri buoni, all'aria è sempre giusto tirare, sia perché sei al limite dell'area, quindi è una potenziale occasione, sia perché non devi permettere all'avversario di ripartire. Sceglie di andare lungo a Falconetti stavolta. Allora, nella zona di Vincis, la corta però, allora è Farci
ad arrivare prima, ancora Farci poi a combattere contro Serra, mentre il gioco prosegue anche se c'è ancora a terra Farci, e allora la mette fuori Pilas. Adesso Tidili va a sincerarsi delle condizioni di Farci. Colpito forse al volto da Serra che è caduto male dopo lo stacco. Sicuramente il fallo sarebbe stato più di Farci come è arrivato su Serra. Qua qualcosa di cui vuole lamentarsi o comunque da spiegare Serra, forse proprio gli ha spiegato come ha allargato le braccia cadendo. Pallone che adesso verrà restituito, prende l'applauso dai tifosi della Gialetto qui presenti. Pili che già recupera la posizione dentro il campo. Non buono il pallone per Asunio Argiola, Tortolì allora imposta adesso con Careda che prende un rischio ma tiene il posto del pallone, non adesso. La testa di Farci costringe quantomeno a retrocedere il Tortolì. Lui poi sceglie di accontentarsi della rimessa, anzi è stato l'8 ad accontentarsi. Lui adesso col pallone tra le mani Farci, take duro, comunque pienamente sul pallone, ancora Gialetto, palla alzata bella questa per Zaidi col petto, forse quasi più con la pancia, si gira Zaidi, scivola, allora dà il tempo a lui di tornare a giocarla anche per Pili. Vincis, ma forse tesa, si gioca però. Alla fine proprio Vincis a proteggere questa rimessa su Zaidi. Torna poi in posizione l'uomo che stava fino a qui decidendo la partita. Gol al 9° minuto. Fischia! Bravo Tommy! Può prendere e mettere il Tortolì. Un secondo pensa a batterla subito Pili, poi sceglie di aggiungersi all'attacco. Il cambio per Contu che riesce a ricevere e a controllare. Contu poi si allunga troppo. Farci ancora una volta va a recuperare palla. Argiolas lungo verso Iuni, di testa fa quello che può. Farci si mette davanti, poi Boi con classe. Boi vede solo maglie rosse vicino, scarica allora verso l'8 che sceglie di cambiare adesso verso Deiana di testa, il solito Fois. Non riesce però a fare di più che concedere questa rimessa. Arriva lui sul pallone, 37° minuto. Ci sono Careda, Deiana, si muove anche Pili, scelto Deiana. Deiana va a passare, forse vince il contrasto, ancora Deiana, arriva anche in tre su di lui e Tidi gli dice chiaramente di alzarsi perché è tutto regolare. Lui poi non vuole correre rischi, manda la palla oltre il campo. Qualche protesta della decisione di Tidili, che ha scelto di andare con la diplomazia, ma tutta la rimessa e Iuni può andare a metterla giù anche. Cercato poi Zaidi, l'8 quasi si dimentica del pallone, di testa Pili, Vincis e alla fine Fois. Ena attaccato da Pili, Magia torna da Boassa per non correre rischi, si riposiziona la Gialetto. La finta di Boassa. Ma poi il pallone è restituito al Tortolì, 1-2, ancora Careda Pili, ma Farci con fallo. Tidili molto vicino, dato sicuro, col fischietto in bocca.
si fa sentire Salerno dalla panchina. Sul pallone Caredda, vediamo se la mette centrale, non cerca secondo palo, ci sono Boi e Conti, due più a sinistra, vedete Tortolì vicini alla nostra posizione. Non ha marcatore Contu, schema per Boi, di prima, di testa però allontana Ena, poi Zaidi prova a allungarsi di questo pallone, se la porta fuori. Di nuovo recupera il pallone da Gialetto, ma è uscito, non è riuscito a tenerla in campo. Poco più di 5 minuti più eventuale recupero all'intervallo. Difficilmente però ci sarà il recupero, non ci sono state interruzioni, forse quella per farci, ma sarebbe al massimo un minuto. Vedremo cosa deciderà Tidili. Gialetto in avanti. Non può arrivare gli uni su questo pallone. Lotto però la mette al lato. Torna a farsi vedere davanti allora la Gialetto. Piras. Fois. Se la porta lui fuori sulla doppia pressione. Caredda, col sombrero e poi allontana. Ruggero prima di Deiana, attaccato Ruggero da Vincis, Reggiolas manda via il pallone, attenzione perché Zaidi in posizione regolare. Zaidi ancora all'indietro, va a scappare via Piras, poi crossa, adesso fuori gioco. Aveva fatto tutto bene Zaidi, si è dimenticato di stare in linea adesso. Lungo Falconetti, Boi pressato da Reggiolas, Boi ancora Boi, Ruggero alla fine, poi Boi, duello tra i due, Reggiolas e Asuni che guarda verso l'area, c'è Iuni, i centrali dove c'è Piras che va con l'esterno e un tiro, aspetta lì Falconetti che può bloccare senza problemi. 3,5 alla fine del tempo regolamentare. A lungo Falconetti. Alla che viene spizzata Deiana contro Fois. Deiana prova a passare, Fois usa il fisico, Deiana invece la tecnica. Caredda prova a girarsi, ci riesce, va al tiro, la guarda andare sul fondo Boassa. Ottima la preparazione di Caredda. Mancata un po' di precisione, comunque attento su quelle palo Boassa. E adesso va a lungo nel portiere della Gialetto. Asuni prima di Loi, che è un po' di sorprendente, mentre senza fallo Iuni ci ha pensato un attimo in più Tidili e poi ha giudicato irregolare l'intervento delle 9 della Gialetto. Tortoni intanto che già amministra. Vincis, prima di lui Ruggero, ancora Ruggero che però perde il pallone contro Caredda. Boi, già corre Contu, ma poi verso il centro, Contu può mettere in mezzo, arriva anche Vincis, palla bassa deviata, Boassa la tiene lì, ha subito poi il fallo di Vincis. Due minuti più il recupero, più eventuale recupero. Zaidi viene troppo incontro a questo pallone, era in ritardo lui, ha sbagliato l'11 della Gialetto.
Tortoli che nuovamente va col possesso, cerca questa rimessa e quasi trova Pili. Magia prima che poi prova anche a rimetterla in avanti, ma ancora Tortoli che sembra avere qualcosa in più adesso. Contu, Caredda, Boi e poi lui. Pallone adesso per Serra, prima Ruggero, ancora in campo il pallone, la mette giù Boi. Per Pili di prima, non arriva Serra, bravo Argiolas che riesce a farla anche arrivare ad Asuni che si gira, Asuni va via, Asuni, bella giocata, c'è Iuni al centro, Asuni dentro l'area, ancora Asuni, di destro per metterla in mezzo, Lotto gli dice di no e salva il Tortolì in calcio d'angolo, occasione nel finale del primo tempo, 30 secondi, probabilmente è questa l'ultima occasione dei primi 45 minuti. Arriverà il cross di testa lontana, poi al volo il tentativo di Asuni, la palla larga sul fondo. Potrebbe essere pronto a fischiare Tidili. Invece c'è un minuto di recupero. Inizia con questo rinvio. Di testa Argiolas, poi Contu con la mano. Ci prova allora Gialetto. Posiziona il pallone Ena, sono tutti lì saltatori. Arriva adesso questo pallone troppo corto, allontanato da Contu, poi Zaidi prova a evitare la rimessa per giocare in fretta, può comunque giocare alla Gialetto, il tempo c'è. Arriva il pallone che passa, Ruggero la rimette in mezzo, c'è nessuno pronto ad andare subito, Farci liscia il pallone, ancora Farci la rimette in mezzo, di testa poi, l'ultimo tentativo. Non fa neanche battere il rinvio, Tidili si va negli spogliatoi, 1-0 per il Tortolì, decide per adesso Vincis. Noi ci troviamo qua tra poco per il secondo tempo, intanto linea allo spot. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta.
2, sì. Fate ricordo che l'accesso alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi! Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città.
Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Pallina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Doumbouya, ancora Doumbouya, poi la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tutto col portiere, Cascero! Il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo. Di nuovo collegati dal Campo Nou di San Luri, sta per cominciare il secondo tempo di Gialetto Tortolì. Dopo i primi 45 minuti avanti gli ospiti, grazie alla rete di Antonio Vincis, è arrivata al 9 minuto, Gialetto vicina 2 volte al pari, aveva anche segnato gli uni per posizione irregolare, però gol annullato. Ci proverà Gialetto in questo secondo tempo a trovare almeno il gol per evitare la sconfitta e chiudere l'anno con 8 risultati utili consecutivi. Terminati anche i cambi nella ripresa, sembra che ce n'è ancora uno finora, dovrebbero riprendere gli stessi 22 che hanno chiuso i primi 45 minuti. Tanto Idili è pronto a dare il via al secondo tempo, questa volta il pallone alla Gialetto, che tocca adesso il pallone, riparte con Bossa tra i pali, Argeolas, Magia, Ruggero Foi, Sfarci, Iena, Piras, Azuni, Zaidi ed Eyuni. Fois intanto a impostare Tortolì invece, che riparte con Falconetti, Lotto, Loi, Deiana, Contu, Caretta, Serra, Piri, Loi, Vincis e Boi. Pallone per Vincis in posizione irregolare. Era uscito comunque coi tempi giusti Boassa. Per la destra la Gialetto con Argeolas, prova ad andare via anche col doppio passo, arresta, c'era su di lui anche Conto, va Argeolas fino al fondo, riesce anche a crossare, c'è Piras, la tocca a Falconetti, sarà calcio d'angolo. Prima occasione del secondo tempo da palla inattiva per la Gialetto dopo un minuto di ripresa. Dalla bandierina Ena, pochi saltatori, arriva adesso il pallone e il tacco di Magia che invece se la riporta davanti. Di nuovo Ena al cross, palla che passa
cerca Ruggero di rimetterla ancora in mezzo, l'alza troppo, non può arrivarci nessuno. Si riparte allora dai piedi di Falconetti, vediamo se sceglie di andare corto da uno tra Lotto e lui, sceglie invece di andare lungo, si prepara allora Vincis da davanti, c'è Ruggero su di lui, anche Boi a pochi passi, palla centrale di testa Ruggero, vince contro Vincis, poi Pili forse un po' corto per lui che però passa, va ancora il classe 2005, Deiana, ancora Deiana, ne ha 2 contro, Deiana se lungo il pallone, non può arrivare Vincis, esce Boassa, bravo Luchi, Ruggero per Ena, Argiolas per la corsa di Eliuni, posizione vediamo se regolare o no, fuori gioco. Fa direttamente Falconetti, uno ai piedi, e allora nuovo duello probabilmente tra Vincis e Ruggero, la palla va da quella parte, palla che sorvola entrambi, di testa Magia, trova Boassa, si va lungo, l'avviso di Boassa, attenzione a Zaidi completamente solo dall'altra parte però Boassa, Asuni prova ad allungare per la corsa di Argiolas, impossibile però per lui raggiungere questo pallone. Che scorre, uscita fuori, contrasto regolare, Ruggero a rimettere in avanti, di testa Asuni, poi Eliuni, Pilas Eliuni, va col sinistro murato da lui, ancora Ena, ancora Gialetto, Asuni, una corsa per Farci, prova a metterla in mezzo, guadagna l'angolo, praticamente tutta la panchina del Gialetto in piedi tra l'altro. Vediamo se presto arriverà un primo cambio, intanto c'è questo angolo, sempre Ena a battere, arriva ora il cross, colpo di testa che impende il pallone, Falconetti coi pugni, non si fida della presa, subito il fallo. È partita bene però la Gialetto, almeno nell'atteggiamento. Adesso lungo Falconetti, solito duello, Vincis col petto, la mette giù, va a toccare per Boi, ci riprova ancora, la sporcata da Ena, poi la scivolata di lui, Pili non passa perché c'è Foy, sempre attento Foy, Zaidi può provare ad andare verso l'area di rigore, rallenta, passa su lui, sta entrando in aria con l'esterno in mezzo, lui non dà l'angolo, dalla rimessa laterale quasi la stessa cosa però per la Gialetto, che può pensare di andare direttamente in area, doppio pallone nella zona di Foyce, Ena allora restituisce, proprio Ena, controlla, ancora Foyce, prova a passare Foyce, alla fine Deiana, lui allontana, Serra di prima, Boi che è dentro la metà campo, allora regolare, Boi, il pallone per la corsa di Serra, 1-2 che si chiude, Serra davanti a Boassa, Boassa, alzato la mano, una grande parata di Boassa e Serra si è divorato il gol del 2-0, poi c'è fallo, prima vera grande chance di questa ripresa sui piedi del capitano del Tortolì, un grande Boassa ha detto di no, poi Oche ancora un altro lancio, dove però non può arrivare Eliuni. Falconetti, solo per un secondo ho pensato al giro dal basso il Tortolì, lancio lungo che poi è un regalo alla Gialetto, con le mani Argiolas direttamente da Boassa,
si fa vedere a sinistra Fois, però resta alto il Tortolì in pressione. Nuovo lancio lungo. Pilas, arriva Pilas il pallone, poi Asuni di prima per Iuni, posizione regolare contro il Stupale, Iuni dentro l'area, Contu vince il duello fisico. Poi adesso subisce il fallo, arriva anche il giallo, secondo ammonito della partita, stavolta Argiolas dopo Iuni. Siediti cretino! Vediamo se fa veramente lungo Caredda o se gioca corto. Dice di prendere gli appunti Tigli, adesso si gioca con il lancio nella zona di Deiana, Fois la allunga, rimessa a Tortolì, sempre però ben posizionato Fois, ottima la sua partita difensivamente, è riuscito per andare poco in avanti sulla sinistra. Caredda, Velo che poi in qualche modo aiuta Deiana che si gira, finisce giù. Ci sarà giallo per simulazione o ha indicato il rigore? Ha indicato il rigore Tidili, non si era visto il braccio e allora calcio di rigore, occasione per il raddoppio. Dai Marco! Al dischetto andrà Boi contro Boassa. Tortolì che può indirizzare la partita dopo 9 minuti dal secondo tempo. Dai Marco! Ha fischiato Tidili. Para di Boassa, poi Boi! Arriva il 2-0 al secondo tentativo. Marco Boi non sbaglia, aveva fatto un altro grande intervento Boassa, non ha potuto nulla sulla respinta. E Tortolì che avvicina i 3 punti dopo 9 minuti e mezzo dal secondo tempo. Che non sono niente! Bene Luchi! Grande Luca! Bravo Davide! Bravo Davide! Hanno solo culo, dai! Gialetto adesso obbligata a spingere di più davanti, sotto di 2 gol. Aveva anche iniziato bene, poi 2 occasioni per il Tortolì. La prima ha trovato un super Boassa, la seconda ancora un super Boassa, ma Boi anche con un pizzico di fortuna ha potuto intervenire sulla respinta. Intanto arriva il primo giallo per il Tortolì, giallo per Emanuele Loi. E punizione Gialetto con Ena che andrà ovviamente nel cuore dell'area di rigore. Per provare ad accorciare subito lo svantaggio, arriva adesso il cross di testa, la palla resta in area e alla fine può allontanare i peli. Ena di nuovo, rimetterla di prima in area, Ruggero, palla che ancora è lì, Falconetti non benissimo, alla fine allontana Roberto Loi. Farci, continua la Gialetto, vuole il pallone per Ruggero,
che poi prova a passare con una giocata molto complicata, resta in pressione, non c'è fallo, sì invece. Respira il Tortolì. Senza fretta ovviamente, in questo momento la squadra di Salerno. C'è già Vincis altissimo, sceglie di andare corto il portiere del Tortolì, la palla di nuovo per lui, stavolta arriva il lancio lungo di testa Argiolas, poi Ena, poi Serra e allora il nuovo Tortolì con Boi. Scappa via Boi, esce bene e cambia tutto dove c'è Deiana, arriva lui in sola posizione, Deiana va dentro il campo, si muove Vincis, palla poi non buona per Boi, ma già recuperato il Tortolì. Farci usa il fisico contro Boi, finisce giù Farci, calcio di punizione per la Gialetto. Ancora a terra però Marco Boi, che si sta alzando adesso. Gioco che è ripreso. Argiola si muove, Asuni, Vincis. Ancora rimesso Gialetto. Ena per Argiolas, non perfettamente. Argiolas però riesce a tenere questo pallone. Arriva il cross che diventa più un tiro. La tiene tra le sue braccia Falconetti. Dà il tempo ai suoi di risistemarsi. Adesso va a lungo. Palla che passa di testa Fois. Si lotta ancora però. Commette fallo Vincis. Sistema il pallone Ruggero. E già guarda, ci sono movimenti. E a sinistra c'è Zaidi che è sempre solo. Questa volta viene anche cercato. Si complica la vita Zaidi. Tortolì che recupera, Pili, Vincis, ancora Vincis, c'è fallo, c'è calcio di punizione Tortolì. Giro palla negli ospiti, pallone arriva a sinistra da Contu, vicino a lui Serra, l'idea per lui è farci, aveva letto tutto molto bene, poi Asuni, Piras di prima, Iuni prova a proteggere la posizione, lui fa valere il fisico, che non esce, ancora Gialetto, Ena, Asuni passa, poi usa il fisico, forse usa anche un po' troppo il braccio, entra il regolamento per Tidili. C'è cambio pronto intanto nel Tortolì. Deve arrivare già alla fine di questa azione, non appena il gioco verrà interrotto. Ena, Piras di prima per gli Uni, palla non passa, ma la Gialetto può ancora amministrare, il tempo c'è per provare la rimonta ovviamente, mezz'ora più recupero da qui alla fine, forse anche doppio cambio nel Tortolì. Pallone uno spazio di testa a lui prima che possa arrivare verso gli Uni, ancora Gialetto con Zaidi, la pressione di Deiana, Zaidi a sinistra bene per Piras, contro lui, quel movimento in area, Piras forse perde il tempo, gioca bene per Foyt, allora può arrivare il cross, sono in 3 dentro l'area, cross che però va direttamente tra le mani di Falconetti che in 2 tempi la tiene. Lui cerca Contu che deve inseguire un po', Farci poi con le buone maniere. Tortolì che prima recupera, poi mette il pallone fuori, ci sono i cambi allora. Fuori lui, per lui l'esordio, al suo posto dentro
Dovrebbe essere Mattia Serra a entrare in campo. Entra sì Mattia Serra. Fuori anche Marco Boi. Dai Luri! Dall'altra parte fuori invece Asuni. Bravo Marco! Bravo Puppello! Dentro classe 2006 Lorenzo Sanna. Bravo Puppo! Uscito anche Fois. Tanto palla messa adesso in mezzo, lontanata di testa. Tentativo poi con Tassi che ha segnato il suo primo gol con la Gialetto la settimana scorsa. Pili cerca Vincis, quella che non può arrivargli, facile per Boassa. Facci corre un rischio di troppo qui, alla fine se la cava, Giolas allontana. Loi prima di Tassi. Più offensiva la Gialetto con l'uscita di Fois per Sanna, mentre intanto Ruggero ormai è esterno sulla fascia, non più difensore centrale. Saidi non può evitare l'arrivo di Lotto, comunque la rimessa alla Gialetto. Alla giocata 1-2, Ruggero mette il cross, palla allungata, Contu sceglie di non accontentarsi dell'angolo Giolas che la rimette in mezzo, non è male, al volo Zaidi, la palla si abbassa troppo tardi, vicina però la Gialetto all'1-2. Andrà a lungo Falconetti. Di testa Ruggero, prova a giocarla con Pires, il pallone nello spazio. C'erano già Tassi e De Juni, 4 attaccanti praticamente per la Gialetto adesso. Zaidi. Ancora palla per Ruggero che entra in area, Ruggero protegge, ne ha 2 contro. E alla fine rimessa dal fondo. Va ancora una volta a lungo Falconetti verso la sinistra dove c'è Contu, pressato da Sanna. Allunga questo pallone, lo controlla Farci che permette a Boassa di uscire indisturbato. Giro palla Gialetto, Farci è mai portato dietro in difesa, comunque è suo. Tassi invece pressato da lui, riesce per un secondo a resistere, poi perde il pallone, tutto buono. Lontana magia, insegue Sanna, protegge bene Contu.
Stargiolas, poi Sanna non trova un compagno, Paini nello spazio per la corsa di Cocco, subentrato per Boi, la sua velocità di sulla destra può essere l'arma in più in questo finale per la Gialetto. Lancio per Zaidi che intanto passa perché è scivolato Federico Serra. Zaidi dentro l'area, Zaidi con l'esterno in mezzo, non trova nessuno, Contu poi la rimanda sempre da quella parte, rimessa a Gialetto. Con le mani Ruggero, corto per Zaidi, ancora una volta 1-2, poi Ruggero attaccato da Pili, Ruggero riesce a mettere il cross, non male, di testa la palla allontanata e uscita, provato Pili a evitare l'angolo, e invece occasione della bandierina per la Gialetto. 22 minuti, siamo praticamente a metà del secondo tempo. Arriva adesso il cross, uscita di Falconetti che poi ha subito il fallo, ottima però l'uscita coraggiosa del numero 1 del Tortolì, che poi ha anche preso il calcio di punizione, allora costringe a tornare indietro la Gialetto. Gioca a correre il Tortolì, vediamo se prolungano il giro palla, no, perché si va con un nuovo lancio lungo controllato col petto da Ruggero, 1-2 con Zaidi. Ruggero corre Zaidi, il pallone per lui, prova l'1-2 col tacco, Caredda invece su questo pallone, il suo tacco nemmeno va a buon fine, scarica poi da Falconetti che alla fine concede la rimessa. Sempre Ruggero a battere la rimessa laterale dalla sinistra, vicino Zaidi, vediamo se sarà ancora una volta 1-2, così è, capisce prima Serra però, prova a correre adesso, attenzione la Cocco che è veloce, Farci, fondamentale, perché erano in 3 a andare poi verso la porta e alla fine la rimessa anche della Gialetto. Punterà molto però il Tortolì sulla destra, su Cocco. Settimana scorsa 1-1 contro il Cus, oggi un gol vorrebbe dire portarla sul 3-0 e chiuderla questa partita che non è assolutamente finita, cominciano anche a essere più tesi i nervi. Ruggero qua c'è anche un po' cascato, vediamo Tidiri se sceglie di andare con la diplomazia o di tirare fuori i cartellini. Adesso è importante saperla gestire per evitare che possa degenerare nei minuti la situazione. Ci sono Serra e Ruggero, rapporto Tattidili che sceglie di non estrarre i cartellini. Battuta adesso la rimessa, proprio Serra di testa da allontanarla, poi vince, spella corsa di Cocco e quello ormai lo schema del Tortolì. Si mette davanti a lui Magia, Cocco alla fine commette fallo, bravo Magia perché si mette tra avversario e pallone, dopodiché Cocco non può che travolgerlo usando anche troppo vistosamente le braccia. Allora, punizione Gialetto con Boassa che va lungo, di testa ancora Serra, Zaidi prova a tenerla lì, prova a passare con sombrero su Caredda, si lotta ancora in quella zona e la Gialetto ci prova con Ruggero. La tocca Caredda che deve allora andarci sul pallone, non aveva una rimessa al fondo da proteggere, concede la touch, rimane lì la Gialetto. 20 più recupero alla fine di questa partita, 2 gol a separare Tortolì e Gialetto. Piras, dietro di lui Ena, tocco per Zaidi, Letto allontana Serra, ancora rimessa Gialetto. Zaidi, Ruggero di prima con l'esterna a metterla in mezzo, allontanata, poi resta lì il pallone che è andato sul sinistro di Lorenzo Sanna, a un passo dal suo primo gol in prima squadra, la palla invece è andata sul fondo.
pronto ad andare lungo Falconetti. Sempre in quella zona, Farci di testa, la palla che però va all'indietro, può arrivare Cocco, attenzione a Cocco che va col destro, Boassa, e poi palla allontanata da Giolas che sembra lamentare forse un crampo, sta zoppicando, però si rialza e va a riprendere la posizione, lancio dall'altra parte per Eiuni che non può tenere in campo la palla. Ancora una volta però ottimo Boassa quando chiamato in causa. Caredda, Serra, ormai terzino Serra, mentre Lotto con fallo su Eiuni, punizione per metterla in mezzo, una buona chance per la Gialetto che batte subito per l'inserimento, non male, a letto Lotto, ancora Gialetto però, e poi riprovarci con Ena, così questa volta, così anche Vincis arriva il tiro, ci ha provato Farci che non trova nessuna deviazione. Ancora rimessa dal fondo per il Tortolì. Dico, butta via quel cazzo di pallone qua. Rimessa a Gialetto. Lunga nella zona di Tassi, prova a farla anche scorrere. Lui legge, poi però Tassi va a pressare, riesce a tenerla in campo. Vediamo se si è preso la rimessa. Sì, e allora resta lì la Gialetto. Troppo leggero lui, che il fisico ce l'ha. E adesso da quella parte Argelas può andare con le mani direttamente dentro l'area di rigore. Arriva il pallone di testa e piglia da allontanare. Prova di forza Argelas. L'idea non sarebbe neanche male metterla tesa in aria nella spansione di deviazione, un pallone che però è scomodo a mezza altezza, presa più con l'esterno che col collo dal numero 6 della Gialetto. Vai che tua! Torni! Testa Pili, poi Deiana per Cocco, Ruggero trova Boassa e la allontana. Serra prima di Zaidi, Pili, Caredda, prova Tia Serra, non bene, prova poi allora Sanna nel traffico e la Gialetto attacca, Piras ancora Sanna non trova Tassi, ha fatto tutto molto bene. Dall'altra parte invece Deiana va nell'1 contro 1, corre Deiana, dall'altra parte Cocco, Vincis di vicino, dietro rimorchio da Pili che può calciare, sceglie invece Cocco, la tiene lì, Cocco perde l'attimo per il tiro, si gira Cocco e non gli lascia spazio, poi Ruggero senza commettere fallo, Tidri infatti dice a Cocco di alzarsi, gioco che va avanti, Serra a rimandarla avanti, Pili regolare, tiene la posizione, cambio di gioco ottimo per Deiana, c'era giù Argiola sofferente che però ritorna e recupera, poi Farci, rimessa Tortoli alla fine, momento cambio in casa Gialetto. Non siamo alla mezz'ora del secondo tempo, non ce la faceva più Argiolas. Dentro Giulio Pace per Argiolas, mentre attacca il Tortolì, la mette dietro, c'è Vincis, tiro deviato, calcio d'angolo, ha rischiato la Gialetto. Contu dalla bandierina. Arriva il cross, Ruggera a metterci il piede, la palla è ancora in campo, Contu, passa su uno, passa su due, poi Ruggero però
si fa valere, recupera palla, prova anche a ripartire la Gialetto, corre con Zaidi, comincia sicuramente anche a sentire la stanchezza, alla fine però la rimessa è sua ed è la Gialetto. Ena, terra Raggiolas intanto vicino alla panchina della Gialetto. E Iuni, mezzo a due tassi, e Iuni poi non ci può arrivare. Mattia Serra con l'esterno, trova Deiana che non passano contro uno. Prima Magia, poi Piras non trova compagno e attenzione alla corsa di Cocco, cercato, deve però allargarsi. Magia 1 contro 1, ad aiutarlo anche poi era Pace. Alla fine il tiro di Cocco è finito direttamente tra le braccia di Boassa. Il nuovo lancio del portiere della Gialetto, controllato da Contu, mette la testa adesso Piras che lotta contro Serra, di testa vince il 13 del Tortolì, poi Deiana anche lui di testa, Ena rimandarla avanti, corre Pace che sta giocando da terzino, Pace cerca Zaidi che ha perso forse l'attimo, Serra lo disturba, scivola Zaidi, troppo leggero con il braccio Serra per poter essere falloso. Adesso Cocco prova a passare Cocco, alla fine l'ultimo tocco non è suo, anzi sì è suo, rimessa Gialetto. Piras per Pace, la lascia scorrere sul fondo Serra che va preso posizione, non ci ha creduto Pace. Con calma Falconetti, 34esimo minuto del secondo tempo. Il rinvio adesso lungo di Falconetti, di testa sempre Ruggero, quindi quasi tutti lui di testa su Vincis, poi Cocco di prima, la prima per Deiana, Falci di testa e giù, intanto Ruggero, Falci in rovesciata, scusate, la manda via, ma ancora Tortolì. Deiana cerca Contu, su di lui Falci, Contu la mette in mezzo quasi a rimorchio, non trova nessuno, ancora Tortolì però. Serra di prima, metterla in mezzo, allontanata da Magia, ancora il Tortolì con Caredda che cerca il tiro di esterno destro, palla sul fondo. Prima di giocare però c'è il cambio, fuori Pili e dentro Lobina. Allora, adesso sì che si può giocare, spizzata di testa, Serra allontana, Ena poi di testa, lui nessuno riesce a metterla giù, lancio poi per la corsa di Cocco, il duello con Ena lo vince alla fine Cocco che è più fresco, tiene palla a Cocco che prova anche a girarsi e andare in aria, c'è il fallo di Ena. Calcio di punizione Tortolì, meno di 10 minuti più ovviamente il recupero alla fine di questa partita. Due uomini in barriera per la Gialetto, Caredda e Cocco sul pallone. La distanza devi dare! Arriva adesso il fischio, direttamente in porta, sta arrivando anche Vinci, spalla allontanata.
Tortoli che ha ancora il possesso però. Apertura a sinistra per Tigliana probabilmente, palla però fuori misura, facile controllo per la Gialetto che arriva a riprendersi nuovamente la palla con Sanna, che ottiene anche il calcio di punizione. È entrato molto bene Sanna. Lungo Boazza, non può arrivarci Tassi, ci prova adesso Tassi almeno a tenere il pallone, rimane in campo, poi no, invece sì, è rimasto in campo, questa è la segnalazione dell'assistente del Tortoli. Gioca la Gialetto, arriva il così testa Ruggero, poi la palla rimessa dietro per Ruggero, anticipato da Lobina. Sono in 4 dentro l'area per la Gialetta, arriva il cross di testa e Iuni, palla fuori. E adesso con tutta la calma fa Falconetti a rimettere in campo il pallone, rimettere il pallone in gioco. Arriva adesso il rinvio, il solito Ruggero di testa, poi Contu, si deve alzare però Ruggero, Pincis, prova ad andare da Cocco, a letto bene Pace questa volta, che prova a guidare un nuovo attacco della Gialetto, Pace dentro il campo, pallone così, però la pressione di Sanna per un secondo inguaia il Tortolì che se la cava con lui, poi Lotto, Serra, Caredda, lungo, stavolta non era pronta allo scatto Cocco, vince di testa, diventa buona da per Cocco, posizione che non è di fuori gioco, va col sinistro Cocco che sfiora il 3-0 che avrebbe messo la partita in ghiaccio. 39esimo minuto, c'è ancora speranza per la Gialetto, il tempo comincia a non essere tantissimo. Ci devono però provare gli uomini di Ruggero da qui alla fine. Tassi in mezzo a due, non può fare di più, riesce però a riprendere questo pallone. E alla fine è rimessa a Gialetto, che vuole provare ad allungare la striscia positiva che dura da 7 partite. Pallone in avanti. Prova ad allungarla Tassi e gli Uni, più maglie bianche intorno però, ancora Gialetto. Rischia qualcosa, allora attacca il Tortolì, arrivano in 3 contro 3, stanno in 5 del Tortolì, il pallone per Cocco che non ci arriva prima Boassa che salva ancora una volta i suoi, una partita praticamente perfetta quella di Boassa che aveva anche parato il rigore. Finisce giù invece Contu, che con astuzia anche si prende questa punizione, fuori Ene invece nella Gialetto. Dentro Jacopo Pinna. Tanto ancora a terra Cocco, deve allora avvicinarsi Tidili. A questo punto chiamerà, immagino, l'intervento della panchina del Tortolì. Chiamata adesso. Ovviamente qualcosa da ridire Boassa che ha fretta lui come l'ha già letto. Intanto tutto fermo.
4 minuti più recupero alla fine di questa partita, sempre 2-0, un gol Vincis e Boi, Vincis nel primo tempo, poi a inizio ripresa sulla respinta del calcio di rigore da lui stesso sbagliato. Per Boi sono 8 gol in campionato, per Vincis invece prima rete con il Tortolì. Si può giocare, Contu scambia con Careda, con l'esterna, rimandarla in avanti a trovare Vincis di tacco, poi Deiana viene anticipato da farci il lancio per Iuni, completamente laggiù, Tassi forse troppo avanti, pallone che comunque è uscito, quindi rimessa per la Gialetto, forse è andata bene perché probabilmente Tassi era in fuorigioco. Più recupero, deve trovarlo adesso un gol a Gialetto per provarci fino alla fine. Non è ovviamente d'accordo il Tortolì. Si può andare malissimo, però la Gialetto, c'è Magia che può rimetterla avanti, lo fa, si alza il campanile di testa Loi prima di Ruggero, poi Zaidi, Tassi si gira, la palla è buona per Iuni che prova col destro, ancora fuori. Meno di 2 minuti più recupero, ancora 2-0 Tortolì che si avvicina alla vittoria. Adesso il rinvio lungo, Zaidi, Tassi, Loi, finisce giù Loi, si gioca però Piras riesce a farla passare per il tentativo coi piedi Falconetti su Sanna e poi Careda allontana, resta a terra Loi. C'è un cambio, forse l'ultimo di questa partita per il Tortolì, fuori Deiana, dentro Fanni, adesso il pallone rimesso in gioco, e Iuni la chiude Lobina sopra un secondo, arriva il cross, Falconetti la tiene lì. Adesso darà tutto il tempo ai suoi compagni di sistemarsi. Lancio lungo, 6 minuti di recupero, così è indicato Tidili. E allora forse c'è ancora speranza per la Gialetto, che però deve farne 2 di gol. Lo allunga Contu, duello fisico tra Vincis e Facci, abbastanza vistosa la trattenuta di Vincis, se si gioca ancora, non fischia Tidili, la palla va comunque recuperata la squadra di casa, allontana, Piras con il petto, corre già Sanna, intercetta il pallone Careda che la mette avanti per Vincis, posizione di fuorigioco, qualche dubbio c'è in effetti. E allora pronto Boassa ad andare lungo. Arriva adesso il pallone nella zona di Iuni, la palla che scorre, Serra anticipato, poi c'è nessuno dentro il regolare. Può arrivare Falconetti, ancora una volta Ro ci ha creduto il solito Ruggero che quasi anticipava Serra.
lungo Falconetti, stavolta nella zona di Cocco, viene sorvolato, e allora nuovo duello con Vincis che vince la magia, che si prende anche il fallo, e allora ancora una volta occasione per lanciare il pallone là davanti. 1 minuto e mezzo è già passato nel recupero, ne mancano ancora 4 e mezzo. Serve un gol adesso la Gialetto, il pallone è fatto passare, ancora Ruggero che va col destro, c'è stata deviazione, sì, calcio d'angolo. Arriva il cross di testa, allontanata, ancora però può provarci la Gialetto. Zaidi non passa, all'ultimo tocco di Serra, dunque rimessa. Giocata per Sanna, con la testa per tenerla lì, deve difendersi. A rimorchio bene per Pace, Pace pensa anche al tiro, palla che si innalza, poi il blocco di Lubina, al volo Tassi, palla sul fondo. 2 minuti e mezzo sono passati del recupero. A un passo dalla vittoria il Tortolì. Tortolì che passa alla sinistra con Contu, grande azione, l'assist in occasione del gol dell'1-0, la pressione invece di Rubina con fallo alla fine. Gioca allora la Gialetto, Farci. Sanna di prima non trova Piras, poi magia, grande intervento del capitano, trova Zaidi, sale anche Pace, Zaidi lo vede, poi sceglie di andare lui con l'esterno a metterla in mezzo, Lotto concede la rimessa. Due e mezzo alla fine. Piras fino alla fine la Gialetto. Farci, palla per Pace, Serra l'anticipa, subisce il colpo ma c'è il contropiede, il pallone per Cocco, posizione regolare, corre in porta Boassa, sta arrivando dall'altra parte Pina che poi finisce giù Cocco in maniera regolare, però fermato. Ci sono le proteste adesso. Il salvataggio di Pinna, c'era Fanni dall'altra parte per il Tortolì. Fischia la fine, coglione! Dai, fischia la fine, basta! Allora, fai? Coglione! Come cazzo fai? La rimessa in gioco. Ruggero protegge su Vincis. Pinna non riesce a rimetterla avanti, recupera il Tortolì. Tra l'altro Cocco ancora fermo dall'altra parte del campo, adesso va a riprendere la posizione, i suoi compagni difendono. Farci diventato attaccante, buon pallone nello spazio per Sanna, Sanna col petto, Sanna sul fondo. 1 minuto ormai alla fine, voi vedete 49-27, in verità siamo 30 secondi più avanti, siamo ormai nell'ultimo giro d'orologio. Comincia già a guardare il tempo Tidili. Tappati la bocca, coglione! Falconetti così, la spizza a Loi che poi va di nuovo a rimandarla avanti. Ancora rimessa a Gialetto. Forse la chance, l'ultima per trovare almeno il gol della bandiera. Palla giocata per Piras, c'è il cambio fallo segnalato da Tidili. Un Serra che ancora fuori dal campo, che forse non ce la fa più, ma ormai è praticamente finita. Si aspetta solo il triplice fischio di Tidili. Una vittoria importante per il Tortolì questa, che poi dovrà affrontare Pirri e Monastir per capire se può ancora ambire
a stare tra le squadre di vertice in questo girone A. Si interrompe invece la striscia positiva, l'abbiamo già detto, proprio nell'ultima del 2023, che aspetta solo l'ufficialità, perché ormai il recupero è finito e non da poco. Non sappiamo quanto abbia intenzione di prolungarlo ancora Tidiri, però ci prova la Gialetto, che va adesso con questo lancio lungo, palla che passa, c'è la girata di Tassi che sfiora il gol. Dopodiché Tidiri dice che basta così, al campo nuovo di San Luri festeggia il Tortolì che vince 2-0 con le reti di Vincis e di Boi. Comincerà l'anno allora con 2 super test con Pirri e Monassi per capire fin dove veramente possono arrivare gli uomini di Salerno. La Gialetto ci ha provato fino alla fine, non è riuscita però a recuperare. Si chiude qua la striscia di 7 risultati utili consecutivi nell'ultima partita del 2023. Sono queste anche le ultime immagini che vi trasmettiamo qua da San Luri. Un ringraziamento allora a Riccardo Carta per avervi dato in diretta queste immagini, un saluto da Luigi Falqui e l'augurio di una buona serata.